5 corse veloci collegheranno nella metà del tempo attuale l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e la stazione centrale, con una sola fermata intermedia a Notarbartolo. A queste si aggiungerà un ulteriore sesto collegamento che effettuerà anche tutte le altre fermate e il nuovo servizio denominato Genoa Express, finanziato con oltre 1 milione di euro dalla regione siciliana, che è stato presentato ieri insieme a Trenitalia nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nello scalo palermitano gestito dalla GESAP. All'incontro sono intervenuti il presidente della regione siciliana Schifani e gli assessori Aricò e Amata. Oggi con il collegamento veloce tra Palermo, stazione centrale e l'aeroporto di Punta Raisi, Falcone e Borsellino, si registra un passo in avanti per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini siciliani, palermitani e dei turisti che arrivano. Poter raggiungere l'aeroporto velocemente con un mezzo comodo senza fermate. Questo è un altro punto in avanti. Io sono atterrato poco fa con il nuovo vettore Aeroitalia, aeropuntuale, ho pagato 60 euro, mi auguro che grazie a questo vettore che si sta impegnando e che ringraziamo pubblicamente si rompa quel duopolio inaccettabile tra ITA e Ryanair che ha affamato i siciliani. Stiamo facendo un grande passo in avanti perché riteniamo che il treno sia il mezzo del futuro. C'è un ritorno al passato, il governo Schifani sta investendo tanto sul contratto di servizio in Trenitalia, ci sono numerose tappe in più e corsi in più che saranno previste non soltanto per quest'estate ma fino alla fine dell'anno. C'è un rapporto di assoluta collaborazione con Trenitalia e Ferrovie dello Stato e oggi è la prova che i buoni rapporti e un buon governo riescono ad offrire maggiori e migliori servizi per i cittadini. Certamente una delle priorità di questo governo è stato sin da subito quello dei collegamenti da e per la Sicilia e chiaramente anche pensando ai collegamenti interni. Questo lo dobbiamo, abbiamo il dovere di farlo, soprattutto riguardo ai dati che abbiamo, no, di presenze che si aspettano in Sicilia a fine 2023. Abbiamo il primo confronto, primo trimestre 2023 rispetto al 2022 ci dà un più 40% di presenze. Questo significa che appunto chiuderemo il 2023 con dei dati importanti, certamente superando quel dato dei 15 milioni del 2019 che noi guardiamo il dato prepandemico, diciamo, al quale facciamo riferimento.